amici della bicicletta, bentornati nel mio canale. Oggi mi trovo ad Asiago, come potete vedere alle mie spalle. Oggi farò il giro delle Malghe, 54 km con 1100 metri di dislivello. Il percorso l'ho trovato nel sito Gravel Land of Venice e è molto semplice, basta iscriversi gratuitamente e scaricare la traccia. Percorsi tutti quanti già testati, quindi sicuri, molto ben dettagliato per chi vuole capire il grado di difficoltà, quindi non ci resta che iniziare a pedalare e vedere cosa ci aspetta. Godetevi il filmato, iscrivetevi al canale ovviamente e io pedalo. A dopo, ciao belli. I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm going, babe, my hands are free. Falling so hard, swimming through stars, and maybe that's alright. I'm feeling you. Bene, giusto per dare un paio di dati indicativi, perché giustamente se qualcuno vuole fare il giro si chiede ma com'è il dislivello. Beh, allora dopo 10 km ho fatto circa 300 metri di dislivello, ho trovato solo una salita 12%, ma terreno molto ben compattato come questo qua, addirittura una parte era in asfalto, quindi direi che è molto fattibile. Ovviamente bisogna essere un po' allenati. Io nonostante tutto non faccio molta salita, riesco ad andare su bene, quindi insomma mi sento di consigliarlo. Mi ero dimenticato di dirvi nella parte iniziale del video che a fine video vi dirò dove parcheggiare gratuitamente, perché come ben sapete Asiago è circondata di parcheggi tutti a pagamento, ma il buon Fenice Bike vi dirà dove parcheggiare gratis, quindi aspettate la fine del video, iscrivetevi e capirete dove parcheggiare. Ciao ragazzi! Anche da Asiago, mucchini sulle mani! Dopo 11 km troviamo il primo rifugio, rifugio Granezza. Potete vedere la traccia, adesso vi faccio vedere, mi indica, io sto indicando giusto, che dovrei andare per di qua, cioè questo sentiero. C'è anche un cartello con scritto lavori forzali sentiero chiuso, però guardando la mappa comunque si allarga un po', ma si torna al punto, si intreccia lo stesso la traccia, quindi questo sinceramente non la capisco, quindi io faccio il giro largo e via. Allora signori, io al 15° chilometro ho fatto la seconda deviazione del percorso, perché la traccia mi diceva sempre di entrare dentro un sentiero, ma a mio avviso è un percorso solamente pedonale. In grave sicuramente non è fattibile, o meno, a meno che qualcuno non gli piaccia rischiare, perché vedete bisognava scendere da questa strada qua e io personalmente ci tengo la mia pellaccia e l'ho evitato, anche perché si fa una strada molto più comoda, ci gira attorno e basta. Se proprio uno vuole andare a vedere, a mio avviso se la fa a piedi, quindi la traccia che c'è nel sito è da rivedere secondo me, però vabbè, sono venuto qua apposta per condividerlo con voi e far sì che evitate questi problemi. Vado, continuo.
dopo 16 km quella lì è la seconda malga che si trova lungo il percorso. Qua posto incantevole, stradina perfetta, le nostre amiche mucche e postazione per mangiare. Ce ne sono parecchie perché ce n'è una qui e una là a pochi metri, quindi bello bello, ci piace. Piccola pausa e poi si riparte. Secondo aggiornamento, ho fatto 20 km, però comprese le due piccole deviazioni che vi ho fatto vedere prima. Comunque vabbè, 20 km fatti con 550 metri di dislivello. Ho trovato alcuni punti un po' da stare attenti in discesa, ma perché c'è stata movimentazione di terra da trattori e quant'altro, e in più ieri notte ha piovuto, quindi vabbè, sono andato giù piano piano e si fa tutto, per carità. Bello, sta proprio bene. Temperatura 22 gradi, spettacolari, sta benissimo. E dopo 23 km, neanche farlo apposta, troviamo la malga di Campo Rossignolo. Promette bene, promette bene. E dopo 26 km troviamo un'altra bella malga, e qua si mangia e si può comprare anche formaggi, salumi e yogurt. Io non mi fermo perché sennò mi ingrasso, però prima o poi un passaggio per di qua lo farò. Bene, dopo 30 km fatto 750 metri di dislivello, adesso ho trovato questa bellissima panchina dove c'è un po' di ombra e un po' di sole e mi fermo a mangiare qualcosa. Ho fatto poco più di metà giro, quindi ho tutto il tempo che voglio, tanto vengo qua per rilassarmi e per divertirmi, nessuno mi corre dietro, io mangio e dopo torno a pedalare. Ciao! Altri 10 km fatti, abbiamo fatto in totale 882 metri di dislivello. Manca adesso l'ultima salita lungo questo sentiero qua. Qua abbiamo la strada principale, quella che porta ad Asiago. Appena fatto una discesa bellissima, asfaltata, guarda, da andare via dritti. Adesso dai, ultimi 10 km e poi andremo al parcheggio, che solo alla fine del video, ma alla fine del video vi dirò dove si trova. Ciao! Bene, 54 km fatti, 1000 metri di dislivello fatti. Gli ultimi 10 km sono spettacolari, veramente belli. Si fa
un tratto di una ex linea ferroviaria che è qualcosa di emozionante veramente. Bene, io vi saluto, ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al mio canale fino ad oggi e spero che chi mi stia guardando che non è iscritto che si iscriva. E niente, adesso faccio gli ultimi 3 km e poi vi dirò dove parcheggiare gratuitamente ad Asiago per fare questo giro. Ciao ragazzi e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm not. E come promesso vi svelo dove ho parcheggiato la mia macchina. Bene, dovete cercare il cimitero di Asiago, parcheggio gratuito, non c'è disco orario ed è tranquillissimo e dista solamente 1 chilometro dall'inizio del percorso, quindi fate buon giro, divertitevi e ci vediamo alla prossima. Ciao! Every single way I'm feeling you. Ain't no other way. There was a time I remember breathing air like this, but that was when I was younger. Didn't know what I had, I missed. I'm feeling you every single way. I'm feeling you. Ain't no other way. Amici della bicicletta, bentornati nel mio canale.